Ben ritrovati, buon martedì a voi amici di Diffusion e di DTV. Vi faccio una domanda, ve la ricordate la vostra prima volta? Io di sicuro non ve la rivelerò, ma perché vi faccio questa domanda? Perché oggi assieme a Paola Assini ci trasferiamo qui nello studio 1, assieme a lei e al nostro terapeuta e ai suoi ospiti, ragazzi che partecipano a Love, parliamo proprio di prime esperienze sessuali. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Love. Oggi abbiamo un pubblico, anzi degli esponenti estremamente interessanti perché abbiamo un pubblico assolutamente maschile. Quindi insomma scandaglieremo degli argomenti che possono essere molto utili alle nostre telespettatrici, a me compresa, e materia di studio per te. Infatti approfitto per presentare il mio meraviglioso partner, il dottor psicologo e psicoterapeuta Emilio Gerboni, direttore del Centro Cambiamento 2. Grazie Emilio per essere qua con noi. Sei pronto a questo? Certamente. Sì? Vediamo un po' questi maschietti cosa ci racconteranno un po' del mondo, dell'amore, della sessualità. Della sessualità, io punterei sulla sessualità, visto che non abbiamo problemi insomma della mamma che ci guarda a casa, siamo tutti grandi, grossi e vaccinati, e quindi anche perché mi sa che insomma Nicolas lo conosciamo, è fidanzato, grazie, e poi abbiamo ovviamente con bimbo a seguito, abbiamo conosciuto precedentemente la tua compagna, quindi, però abbiamo anche due singoli, quindi direi che insomma per quanto tutti maschietti sicuramente un parterre decisamente variegato. Bene. Che dici Emilio? Ma io li farei presentare questi ragazzi, che Assolutamente. dici? Allora, chi abbiamo con Io noi? sono Zona, vado in BMX e Quanti Lui anni va in hai? BMX. ho 18 anni e sono qui per parlare del sesso. Del Grande, sesso, così mi grande. piace, sono qua per parlare di sé. Ma a 18 anni di che devi parlare? Se non parli di sesso, voglio dire, giustamente. Poi chi abbiamo qui? Vabbè, abbiamo già Nicolas, Nicolas, ormai allora, 20 anni, prossima volta mi metto lì a sedere di fianco a voi. così. non ci allarghiamo, No, insomma, non ci allarghiamo. E niente, direi studio giurisprudenza, avete ripetuto già, sono fidanzato e siamo qui. Diamo la nostra esperienza, portiamo la nostra testimonianza quotidiana, insomma. Bene. New entry? Ciao, io sono Fede, ho 22 anni e l'anno scorso mi ero trasferito a Torino per fare una scuola di teatro fisico e momentaneamente però sto facendo un apprendistato da parrucchiere qua, però comunque mi piace fare spettacolo tra cui giocoleria o mimo e niente, benissimo. e oggi siamo qui. E parliamo Parliamo di quello- sesso in realtà, Esatto. che poco c'entra, ma perché no? In realtà un giocoliere è una forma può- spettacolare di... può portare qualcosa in più. Assolutamente. Ciao, io Ciao. sono Nico, come detto in precedenza penso di essere l'unico babbo presente, Giovanissimo. sì, 29 anni adesso. Giovanissimo era una parola di qualche anno fa. Eh no, vabbè, però insomma, padre, quindi direi che insomma non è mica una cosa consueta adesso a 29 anni essere già... Quello, ci siamo impegnati. Vi siete impegnati, È avete... giusto non avere un bimbo troppo in là, magari penso, anche per la Giusto, poi- coppia, visto che assolutamente. qua si parlerà anche di coppie. Soprattutto, quindi, Quindi, tutto ciò che insomma, ruota intorno alla coppia e alla Avere persona. energie per fare tutto, quindi anche sesso. Assolutamente. Serve. Infatti Serve poi- alla coppia, è quello, penso che sia un 85% della coppia. Ecco, Perché questo bisogna è un trovare- argomento molto interessante, perché in realtà se tu chiedi a una donna, tutte le donne ti risponderanno Un 40%. ma sì, il sesso sì, ma Ogni in realtà tanto. poi c'è il dialogo, c'è il momento delle coccole, c'è questo, c'è l'altro. In realtà l'uomo a un certo punta. punto, esatto, cioè Poi, vuole ovviamente vuole lascia il concreto. tempo anche alle donne di raccontare le loro cose, però fondamentalmente ogni tanto l'uomo è un po' più lascivo. Sì, ma c'è chi dice che in realtà il sesso è lo specchio del rapporto in sé, quindi una coppia che va d'accordo a letto normalmente ha una sua complicità anche nella vita di tutti i giorni o un po' Io all'inverso. sono convinto che la parte sessuale conti, almeno per quel che mi riguarda. Dopo, No, che se- conti non c'è dubbio, però dico, Però- è davvero lo specchio del rapporto, cioè un... Sì. Sì, Secondo quindi tu me dici sì, che cioè, le prime... se le- ci si trova a letto è più probabile riuscire a continuare.
Quindi Adesso- tu dici facciamo la guerra durante il giorno purché la pace Purché dopo si faccia sotto la le pace. coperte. Anzi, Vabbè, ognuno ha a i volte suoi- si cerca di i fare suoi la mezzi, finta eh. guerra, la guerra fredda, per poi riuscire ad lui avere ne sa. Fare la qualcosa guerra Ecco perché c'ha calda. un bimbo, lui la sa lunga, ecco perché è arrivato il bimbo. No, ma infatti si dice da un altro punto di vista che il sesso sia il 15% della coppia, ma il 15% più importante. Addirittura, vabbè, questo poi è che oggi siete in maggioranza, quindi io vi lascio dire tutto quello che volete, anzi sono anche curiosa, perché io avrei qualcosa da appuntare, per quanto sia la prima a considerare il sesso parte integrante e anzi un momento di grande condivisione e anche di grande dialogo se uno vuole. Infatti, Ecco, di e esplorazione. approfondendo il discorso in questo senso, cos'è che vi ammazza e che cos'è invece che vi La libido? carica? Beh, Beh, alla base ci sono i baci. i baci. Sì. Mica tutti baciano, mica tutti gli uomini baciano. O sono, cioè normalmente un uomo ti bacia nei primi step, no? Quando, sino al semaforo giallo, quindi prima i baci, le cose. Semaforo giallo siamo già un attimo più... Il petting, cioè, secondo me ha una grande rilevanza. È un preludio a tutto quello che ci può essere, la coccola, cioè, anche perché sono convinto che la donna più che il fatto fisico sia una questione mentale adesso. Verissimo. Insomma, meno, io sono sempre stato propenso a preparare la donna così, non sono io che ti dico posso, sei tu che mi dici dai. Grande. Allora magari, lui, insomma, lui ha la marcia in più, bravo. cerchi di arrivare dall'altra parte, dopo bisogna riuscire a trovare anche la donna giusta. Se non è quella Verissimo. giusta lo capisci Ma il subito. petting per la donna, cioè lo si fa per compiacere la donna perché ti aspetti o pensi che lei apprezzi oppure è una cosa che dà Sicuramente piacere? se riesci a far star bene l'altra persona probabilmente ti darà qualcosa in più, quindi io spero sempre che sia così. Io do tutto il massimo all'altro, poi mi aspetto comunque qualcosa indietro assolutamente, cioè per quanto do voglio, sono uno che pretende molto, Quindi tu dai, nel senso Io fai do, un però voglio investimento, avere. fondamentalmente Sì, è un investimento. Poi bisogna rivuoi tutto con gli investire per interessi. riuscire a guadagnare. Gio, che lavoro Quindi, fai, Gio? cameriere. Il? Cameriere. Dovresti aprire un ristorante, guarda, te lo consiglio. Si sta lavorando. Riceve tante mance. Esatto. No, è un'ottima cosa, perché in realtà si dice spesso che tutto il primo periodo, quando stai esplorando il corpo, ma anche la persona che ti sta accanto, il petting sia funzionale, insomma, a trovare quell'equilibrio. Dopodiché, come insomma, la consuetudine ci insegna, certe cose poi perdono un po' di valore, si tende a velocizzare il Si entra tutto, nella a cercare... quotidianità, Esatto. dopo sì, i punti sono parecchi, però inizialmente anche dopo, avendo la donna a disposizione per chi riesce, insomma, cercando quella giusta, anche solo nella sessualità, andando a toccare alcuni punti si capisce cosa vuole la donna, cosa vorrà. Però Dopo- Nico, siccome noi oggi abbiamo i maschi, penso che anche da casa le ragazze più o meno grandi vorranno sapere cosa invece è il maschio che lo eccita. Ci sei? Perché tu adesso hai avuto un interesse nei confronti della donna, anche se probabilmente... dare qualche spunto alle donne. Esatto, Certo, cosa noi smonta, donne, scusami, cioè cosa scusami. smonta te o cosa invece ma ti te lo chiedo come stimola favore personale, dal perché- punto di Sicuramente ci vuole un coinvolgimento della donna, cioè se tu potrai dare tutto, ma se la donna non risponde o risponde Ok. poco, Quindi, Dici. punto primo, il coinvolgimento, cioè Sì, la donna deve assolutamente. partecipare attivamente. molto attivamente. D'accordo, perché ci sono ci- delle donne che entrano nel gap e di allora, se fa tutto lui, forse è perché lo eccita il padroneggiare la situazione, quindi io sto buona bonina e mi faccio fare, piuttosto che quella che invece prende l'iniziativa, allora magari è un po' evirante nei confronti dell'uomo a Dopo- livello sessuale, un po' troppo aggressiva, ecco, che si propone Ecco, troppo, può dare ci paura vuole... magari all'uomo, quella che non risponde è noiosa. è un po' noiosa, cioè Ci vuole una giusta via di sicuramente mezzo. si parte, però se c'è una certa risposta c'è un continuo, direi, anche a letto. Cioè, Bene, ma vi faccio una domanda, è più funzionale avere un'esperienza multipla, quindi che vuol dire? Farsi un giro di valzer un po' in giro e così di fiore in fiore per la propria esperienza sessuale, per conoscersi, per capire, oppure è meglio affrontare il discorso con una sola partner e vedere di scandagliare il più possibile? Cioè che cosa secondo voi è più efficace? io dico che è meglio scandagliare,
per poi riuscire a Cavaliere capire... con chi? Di fiore in fiore o... Fiore in fiore, partendo da fiore in fiore, poi D'accordo. adesso Zona dirà la sua, puoi che anche è un po' passare- più giovane, così magari... Ah beh, si cerca in ragazza per comunque trovare quella giusta. Poi quando trovi quella giusta, bene o male, è fatta dopo. Cioè, Ti fermi e dici, fermi, vabbè, sai sì. che c'è, che adesso vediamo di sempre sezionare. finché non ti manda via lei. O magari la mandi via tu, che ne sai? Beh, se è quella giusta no. Ok, magari sì, effettivamente, poi il problema di mandarsi a quel paese a vicenda è un problema che purtroppo È prima o normale, poi beh, si arriva, litiga magari non sempre. arriva mai, però l'importante è non pensare mai che questo momento debba arrivare, se no abbiamo già dato Sì, il esatto. forfait all'inizio. Ma quando voi avete un approccio intimo, che ne so, siete arrivati al dunque, una serata bellissima, magari la conoscete da un po', siete usciti un qualche volta insieme, cosa vi aspettate? Cioè, che cos'è? Ma anche, insomma, mi piacerebbe sentire i vostri pareri anche nella diversità delle vostre aspettative. Che ne so, Giona, finalmente sei arrivato al dunque, sai che stai per quagliare, perché un uomo lo sa se è arrivato il momento, insomma. Che ti aspetti? Sta ragazza è lì pronta davanti a te e quant'altro, ti aspetti che sia in una certa maniera, ti aspetti che abbia un completino di un certo No, tipo, beh, che non- sia... Cioè, nell'immaginare un momento prima, perché io da donna so cosa mi aspetto, quando... Quindi credo che anche nell'immaginario maschile ci sia un qualcosa. Vabbè, O tu dici chi se ne frega, cioè in quel momento basta che sia, può cioè, essere, siamo va qua, benissimo- chi se ne va benissimo in importa. qualsiasi modo, cioè, bene o male, sei lì nel momento, la baci e così, non è che gli chiedi o ti va, facciamo, no, sei lì, inizi già a spogliarla e poi quello che succede, succede Quindi dopo. l'importante è che non si oppone. No, beh, ma Sì. O sì, Però perché anche quello pensate è a strano. quanti essere, no? sotterfugiano le donne adesso. Reggiseni straimbottiti, robe, comprimenti, cioè sembra che tutte vengano dal Brasile e poi magari Lenti a contatto esatto, colorate. di qualsiasi cosa e poi ti ritrovi lì, In cui stai per quagliare, se spengono la luce, la tutto mattina funziona. vedi che è buio, insomma. No, nel senso che cosa fate? Cioè la prima cosa è spegnere la luce. No, io cerco di non spegnere la luce, però magari se lei è la prima che dice no dai spegniamo la luce che è più romantico, Ecco, Bisogna- questo è un meraviglioso punto focale. esatto. Questa disgrazia della luce. la luce. Perché secondo voi le donne hanno tutta sta voglia? Perché hanno la cellulite, cioè non capisco. Tutto sto desiderio di avere la luce spenta e che cos'è che invece all'uomo dà questo desiderio invece di guardare la sua donna in tutto. all'uomo piace vedere cosa sta facendo e come lei risponde. Quindi Ok. cercare di capire cosa, come e anche come migliorarsi, perché di donna in donna dovrai cambiare qualcosa. E non siete Quindi spaventati di vedere qualcosa che non vi piace? la donna non deve essere perfetta. Oh, possiamo ripeterlo? Lo potete Al loop. dire tutti, per favore? La donna non deve essere perfetta. Allora, la donna non deve essere perfetta. Puoi passare il microfono per cortesia, perché questa è una cosa... Assolutamente, cioè, non bisogna essere perfetti perché secondo me la bellezza non può essere un iter, un cliché, cioè, ti piace e basta. Quindi in quel momento lei è la più bella del mondo, a prescindere da come in realtà sia secondo i cliché estetici che ci vengono ovviamente propinati o secondo anche quello che noi ci aspettiamo. Perché le varie canzoni o le varie dicerie di notte, poi ti svegli la mattina e pare una strega uscita da Blair, sono dicerie insomma, cioè non è poi così importante. Sai, c'è una recentissima nuova canzone di un cantante che a me piace tantissimo, si chiama John Legend, che nel suo testo dice proprio amo tutte le tue perfette imperfezioni. Quindi l'imperfezione può diventare quel qualcosa che caratterizza la donna e la rende anche proprio bella per questa cosa. Ma i ragazzi stanno dicendo una cosa importante che volevo sottolineare, cioè questo discorso luce, buio, no? Che è un dramma, ve lo dico, che, è un dramma. porta una difficoltà e mette in risalto una differenza che c'è tra uomo e donna, ovvero che
almeno in generale, mentre l'uomo risponde di più come aspetto visivo. Esatto, bravissimo, all'aspetto visivo, la donna è più innanzitutto rispetto a tutti gli altri sensi, quindi riesce a fare un'esperienza che sia più complessa, mentre l'aspetto sensoriale privilegiato dell'uomo è la visione. Certo, ma basta pensare alla pornografia, infatti l'uomo normalmente fa largo uso della pornografia a differenza delle donne che vengono stimolate da tutt'altre cose fuorché dalla vista o dalla visione di... Si pensava, adesso non mi ricordo chi è stato, ma penso di aver letto un'intervista, hanno detto bene, con l'intervento di computer, tecnologia e comunque tutto quello che ne consegue ci sarà una minore manualità, secondo me è aumentata proprio Non c'è dalla parte dei dubbio, maschietti. ma non c'è dubbio, Però, figurati. tornando al discorso di prima, secondo me una buona via, teniamo accesa la luce, vendiamo la donna. Così Vendiamo la donna. la luce è spenta. Buono, è vero, Lei infatti effettivamente. si concentra su altri sensi, visto che la donna è più, diciamo, concentrata. Ma guarda che è un ottimo... Su altri canali. Io Sì, sono assolutamente. molto a favore di questa, non L'uomo- proprio bendare, l'uomo però... ha proprio bisogno, vista, tatto. La donna, sì, ovviamente tatto, però la vista... Olfatto, perché ragazzi un uomo Assolutamente. che puzza non si sente, quindi cioè, cerchiamo sempre Non di si avere quella sente. accortezza. Non si sente, Non si pure sente. troppo. Sempre Si curati, sente dove- sempre pronti per ogni evenienza. Per ogni bisogna essere. evenienza ci sono piccoli escamotage che ci permettono di essere sempre pronti all'occorrenza, freschi e puliti, quindi ma più che altro per il rispetto dell'altro, io lo dico sempre, piuttosto che a tutti i costi no, cioè perché magari veramente per un incontro preso casualmente, tendenzialmente ormai insomma certe cose si cerca di pensarci a proprio tempo, però se dovesse capitare il colpo di fulmine pazzesco in discoteca, armiamoci oppure inventiamoci qualsiasi cosa, sia donne che uomini, perché magari un incontro positivo si può trasformare in un incubo per un imprinting sbagliato. Io ne conosco tanti di amici che mi hanno detto l'ho desiderata una vita, poi ci siamo trovati lì e non profumava di rosa canina, ecco, quindi, ma questo non vuol dire che sia una persona, quindi tacciata come donna sporca, non vuol dire. La prima magari- volta sotto la doccia. Sotto la doccia, esatto, inventiamoci ci facciamo una Col doccia vostro bagno- insieme. Pieno di risorse, Col no? vostro Di bagno di soluzioni schiuma per- preferito. Ma giustamente, ecco capisco perché la tua compagna era tanto contenta la volta scorsa. C'è vedi che ottima squadra, Bene, ecco, bene, c'è bene. proprio la sintonia. Ma io sentirei anche gli altri ragazzi su altri elementi che vi smontano o vi eccitano, perché qui siamo andati un po' su quello che smonta forse, no? Quindi assenza di coinvolgimento o presenza, no, di Certo. coinvolgimento, luce buio, cos'altro invece vi porta? Io consiglio a tutti l'escamotage che utilizzo, che è quello di tenere dei campioncini di profumo dentro il taschino nella giacca, così si è sempre profumati ad ogni evenienza. Questo... Ma tu spruzzi oppure emanano loro No, fragranze? Ah, però Devi anche avere sempre la però giacca. attenzione ragazzi, perché il profumo sulla puzza è ancora peggio, brutta, mamma mia, cioè ancora sì, peggio. sempre la giacca anche di notte. Perfetto. Salviette, quindi abbiamo profumi, fragranze e salviette, d'accordo. Diciamo che ciò che smonta è difficile da dire, cioè di volta in volta, da persona a persona ci possono essere cose che smontano anche in base ai propri gusti in definitiva, però quando magari non vedi troppa voglia o attrazione o ricerca di complicità o di gioco, non lo so, magari... Quindi non tanto il difetto estetico quanto un difetto di comportamento, una mancanza di coinvolgimento a livello proprio empatico, quindi una sintonia. Cioè, La figa di legno, insomma, no, quella no, che si no, piazza. è Sì, difficile ok, trovare siamo la qua, sintonia ecco, insomma. subito. Cioè, naturalmente è giusto sperimentare e conoscersi, però non so, certe cose forse si vedono da subito proprio a livello caratteriale di una persona. Ma date la seconda possibilità, cioè se la prima volta non è andata Sì, chissà come, assolutamente. si dà la seconda possibilità? Boh, io sì.
Non mi piace fermarmi alla prima impressione perché magari molte volte è sbagliata. Questo è rassicurante, nel senso che, anche perché molto spesso c'è il discorso tra uomo e donna, poi in realtà non è poi così differente, come l'uomo ha l'ansia da prestazione, quindi magari la prima volta, soprattutto quando è molto coinvolto, non dà proprio il massimo del massimo, e la donna, e ve lo sottolineo e ripeto, ne viene quasi lusingata, cioè non è assolutamente una cosa così grave, anzi un uomo meccanico che fa perfettamente sesso non solo è abituato a farlo e tu non ti senti affatto speciale, ma forse ti dà proprio l'impressione della superficialità. Invece quello un po' impacciato, che si vede che ha un'emozione, eccetera, può essere molto apprezzato, assolutamente. La donna altrettanto, magari si scioglie col tempo, diamole sempre una seconda chance almeno. Ma sì, anche perché molte volte secondo me il sesso si lega molto alla fisicità, quando invece la ricerca del piacere è anche molto psicologica e mentale, secondo me. Assolutamente. L'orgasmo non è solo un raggiungimento fisico. Anzi, e per questo ci vuole un po' di tempo. Sì. Perfetto, e sull'orgasmo noi vi diamo appuntamento tra qualche minuto dopo la pubblicità. Ciao!